Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e benvenuti in questo nuovo video. Ultimamente sto studiando con il mio maestro di scacchi una serie di situazioni per cercare di capire se è più forte l'alfiere o è più forte il cavallo. Non c'è una risposta univoca a questa domanda. Come al solito negli scacchi bisogna vedere posizione per posizione. Talvolta è più forte l'alfiere, perché l'alfiere in una sola mossa è in grado di arrivare da una parte all'altra della scacchiera, mentre il cavallo ci mette più mosse. Però il cavallo ha dei vantaggi, il cavallo può saltare i pezzi, il cavallo può andare su case di qualsiasi colore, mentre noi sappiamo invece, come nel caso di questo diagramma che stai vedendo, se l'alfiere è posizionato su case bianche si muoverà sempre solo su case bianche, quindi hanno dei limiti, possono avere dei limiti gli alfieri. In questo caso, per esempio, è più forte il cavallo. Quindi attenzione quando ti trovi magari in finali di questo tipo. A me è capitato in passato di dire: ah, finalmente ho l'alfiere, è il pezzo più forte, vincerò il finale. Poi mi sono ritrovato a perdere clamorosamente e andavo a casa arrabbiato e non capivo cosa avevo sbagliato. Semplicemente non avevo fatto i calcoli. Non ero arrivato nel finale con la consapevolezza che l'avrei perso perché avevo un alfiere brutto in confronto al cavallo dell'avversario. Allora, guarda il diagramma e la mossa aspetta al bianco. Secondo te, cosa bisogna fare? Un altro errore che ho commesso in passato, che sicuramente commetterò ancora finché questi concetti non saranno metabolizzati e totalmente diventati solidi all'interno della mia testa, è quello di muovere distinto, no? Si sa che all'interno del finale, perché siamo in un finale a tutti gli effetti, la cosa che bisogna fare, che dicono sempre, è di centralizzare il re, eccetera, eccetera. Quindi a distinto avrei giocato re F2, re E3, andando per queste case qui, ma senza sapere realmente cosa fare. Prima di muovere, prenditi qualche secondo e cerca di capire idealmente dove andresti a piazzare il re, dove andresti a piazzare il cavallo. Quindi i piani si creano in questo modo. Prima ti immagini la posizione ideale e poi ti chiedi in che modo puoi arrivare in quella posizione. Qui il bianco gioca, come dicevamo, re F2. Qual è l'intento? Non quello di andare qui o qui, ma l'intento è quello di andare in questa casa, in C5. Quindi probabilmente si giocherà re E3, re D4, re C5. Proprio perché le debolezze dei pedoni avversari si trovano qui, questo e questo. Sono pedoni che, insomma, adesso è vero che c'è l'alfiere, ma immaginati la potenza di un re qui, che può andare facilmente sia su questa casa che su quest'altra casa, attaccando, insomma, fa grandi danni. Quindi questa è la posizione che deve assumere il nostro re. Risposta da parte del nero: se il nero ha capito qual è il nostro piano, sicuramente giocherà re E7 per cercare di impedire la nostra entrata qui. Ma se il nero non capisce il nostro piano e non capisce neanche i guai su cui si sta andando a cacciare, gioca per esempio re F7 con l'idea di fare qualcosa da questa parte, non ha capito niente perché noi lo andremo a bloccare. Ti faccio vedere. Re 2, re G6, cavallo E3. Qual è lo scopo di cavallo E3? È quello di rendere inaccessibili queste case. Al che ora il re nero è costretto a muoversi su case nere e ora con G3 non solo abbiamo ora la via libera per entrare con re in C5, ma questa, questa, questa e questa sono tutte case inaccessibili per il re nero, Non può entrare da nessuna parte, quindi non può entrare su case bianche, non può entrare su case nere e praticamente non c'è niente da fare e il bianco riuscirà a vincere la partita portandosi con re in C5. Perciò ritorniamo indietro, la mossa corretta per il nero in questo caso è re E7. Ora, purtroppo, questo alfiere qui impedisce al re nero di giocare re D7, re C6, ma è costretto a fare il giro lungo. Probabilmente il re dovrà andare qui, poi dovrà andare qui e poi dovrà andare qui. Queste saranno le operazioni che dovrà fare. E noi invece, muovendoci in diagonale, andiamo molto velocemente, facciamo 1, 2 e 3.
3 mosse ci mettiamo noi, 3 mosse ci mette il nero, ma siccome ora il tratto spetta al bianco, re 3, re di 8, re di 4, re c7, re c5. Oh, abbiamo raggiunto questa posizione fantastica. Ora, i due re si guardano. Si capisce bene che il primo re che se ne va da questa situazione perde la partita. Ora andiamo a vedere come è continuata la partita. Partita è continuata con alfiere c8, con l'idea di mantenere sempre queste due debolezze. Cioè mantenere, di controllare le due debolezze. Cavallo b4, attaccando e manovrando il cavallo. Alfiere b7, l'idea è quella di andare a spingere questo pedone così da catturare il pedone in g2. Quindi noi giochiamo g3 preventivamente, anche qui non c'è fretta, soprattutto nei finali, non avere fretta di concludere la partita, anche se sai di avere la partita in mano. Guarda perché anche il tuo avversario può essere minaccioso, quindi una mossa di profilassi ogni tanto non fa mai male. Alfiere c8, cavallo d3, l'idea è chiaramente quella di muoversi via f4, via h5 e poi di catturare in g7. Alfiere d7, cavallo f4, come abbiamo detto, g6. A questo punto guardiamo un po' la situazione. Qui c'è il nero che ha tutti i pedoni su case bianche e il suo alfiere com'è di colore bianco. Questo è un grave problema. Questo il problema di questo tipo di finali è che l'alfiere campochiaro, se ha tutti i propri pedoni su case chiare, non può far nulla, cioè diventa quasi debole come un pedone. Mentre il nostro cavallo invece tramite manovre può andare tranquillamente su case bianche, su case nere, eccetera, eccetera. Ora, lo scopo del bianco qual è? È quello di cercare di far salire questi pedoni, di farli muovere in modo tale da renderli vulnerabili e poi attaccarli per esempio da dietro. Ho sbagliato, questa mossa non c'era. Ok? Un'altra possibilità anziché giocare g6 era per esempio quella di giocare g5. A questo punto cavallo h3, h6 per difendere questo pedone, cavallo f2, alfiere in e8, cavallo in g4 minacciando questo pedone che è costretto ad avanzare con h5, cavallo f2, alfiere f7 e possiamo continuare con a4, g per e ora i piani del bianco sono molto chiari, quelli di fare questo tipo di manovra per attaccare contemporaneamente entrambi i pedoni e con una serie di manovre vedremo che questo sarà poi il piano finale del bianco di attaccare contemporaneamente col cavallo due pedoni fin quando il nero non riuscirà più a tenere la posizione. Ma torniamo alla nostra mossa di prima, quando abbiamo giocato a cavallo in f4 e il nostro avversario questa non era da fare e il nostro avversario ha giocato g6. Ok? Il bianco gioca cavallo h3, qual è lo scopo? Chiaramente quello di andare in g5 attaccando così questo e questo. Un'altra possibilità era quella di giocare cavallo d3 o addirittura, se proprio vogliamo essere romantici, anche il sacrificio è da prendere in considerazione. Quindi la mossa giocata è stata invece cavallo h3, h6 giustamente per impedire le entrate di cavallo, cavallo f4, guarda come questo cavallo sta giocando con questi pedoni, il pedone avanza, cavallo h5, alfiere in e8, cavallo f6 per minacciare l'alfiere che è costretto a spostarsi in f7, cavallo g4 minacciando questo pedone che è su casa scura, quindi h5, e ora guarda che serie di manovre fantastiche. Cavallo e3, alfiere g6 probabilmente per andare anche a cercare un po' di attività da qualche parte,
K4, G per G per. E qui l'idea è quella di andare nuovamente in F4 col cavallo minacciando entrambi i pedoni, alfiere in E4, cavallo F1, alfiere F3, controllando un po' i vari pedoni, cavallo D2 minacciando l'alfiere, alfiere in E2, ora l'alfiere non riesce più a tenere questo pedone ma riesce solo a tenere quest'altro, cavallo B3, alfiere G4, cavallo D4, si sta attaccando su questo punto, il nero è costretto a muovere. Il nero è costretto a muovere, che cosa fa? Muove l'alfiere, va in H3, cavallo in E2, alfiere in F5, cavallo in F4, ritorniamo al tema dell'attacco doppio, alfiere G4, ora il nero sta sì tenendo questi due pedoni, il cavallo sta attaccando questi due pedoni, la mossa aspetta al bianco e guarda che mossa fa il bianco? B4. E ora il nero che cosa fa? Se si muove con l'alfiere, salta a questo punto. Se con l'alfiere, non so, va qua, salta proprio l'alfiere. Quindi l'alfiere abbiamo capito che non si può muovere, se va in qualsiasi altra parte o viene catturato o crolla un pedone e la partita qui è persa perché si dice che il nero è in Zugzwang, ovvero qualsiasi mossa fa è una mossa che purtroppo è deleteria. Se per esempio gioca questa è possibile sia catturare che giocare anche questa. Insomma, non è divertente come situazione. Abbiamo visto un caso in cui il cavallo è più forte dell'alfiere, quindi quando sei all'interno del mediogioco e stai capendo che i pezzi sulla scacchiera stanno man mano diminuendo sempre di più e che si sta entrando in un finale, cerca di capire se in questo finale ci entrerai da vincente, da perdente, se ti dovrai difendere, se dovrai attaccare, quali sono i piani, quali sono le strutture pedonali in gioco in questo momento. Tutte queste considerazioni sono le considerazioni che fanno i pro e quelle considerazioni che ti faranno fare i salti di qualità nel finale. Una materia difficilissima e solitamente conviene proprio partire dallo studio dei finali, perché le partite che finiscono in apertura o appena all'inizio del mediogioco sono quasi sempre partite spettacolari, insolite, eccetera, eccetera. Diciamo, le partite dei grandi maestri finiscono nella gran parte dei casi nei finali e quindi bisogna conoscere bene la tecnica nel finale e tutte quelle piccole cose, quelle piccole finezze che messe assieme fanno la differenza fra una partita vinta, una partita pareggiata o una partita persa. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, se sì metti like, lascia un commento qui sotto che lo leggo sempre con grande piacere e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!